Siamo con Luigi Vavalà, presidente e allenatore della Y Catanzaro, una vittoria sofferta, però 2 punti preziosissimi. Sì, 2 punti preziosissimi, una vittoria sofferta anche perché noi siamo agli esordi quest'anno, di fatto non abbiamo partecipato alla Coppa Italia e quindi la squadra ancora non aveva avuto l'opportunità di misurarsi, comunque va benissimo così. Dal 2004 porta avanti questa società, ogni anno scopre nuovi talenti, qual è il segreto? Il segreto è la passione del beach soccer, tenga presente che noi lo giochiamo dal 1999, poi dopo la Lega Italiana Beach Soccer siamo entrati naturalmente con grande entusiasmo nella federazione, quindi nella Lega Italiana, nella Lega Dilettanti e quindi la passione ci porta a vivere il beach soccer 12 mesi all'anno, a osservare i ragazzi che hanno le movenze più appropriate per questo sport. Quali sono gli obiettivi del Catanzaro per questa stagione? Gli obiettivi del Catanzaro sono sempre gli stessi, noi ci divertiamo, soddisfiamo questa nostra passione, se si vince ci si diverte un po' di più.